Attenzione, caduta Covid, l'epidemia crolla, si frantuma, precipita in tutto il Veneto, tranne che a Vicenza. Il San Bortolo è l'unico ospedale dove i ricoveri sono in aumento, 101 pazienti in area non critica, 7 in più di ieri e uno in più in terapia intensiva dove i ricoverati sono 14. Totale 115 persone che hanno avuto bisogno delle cure dell'ospedale, attuale record veneto, e che rappresentano più del 44% dei ricoverati di tutto il Vicentino, dove gli ospedali complessivamente contano 260 pazienti su 30.071 attuali positivi, per cui, ancora una volta, la provincia di Vicenza in questo momento è al primo posto in Veneto per numero di contagiati. C'è però un dato che fa ben sperare: i nuovi positivi sono solo 490, in caduta verticale rispetto ai giorni scorsi, un calo che si registra in tutto il Veneto, quindi l'ottimismo del governatore Luca Zaia è più che giustificato. La situazione la vedo in maniera positiva, ma lo possiamo dire senza pensare che sia positiva in quel senso, nel senso che, vi do il dato di questa mattina, abbiamo 125 persone in terapia intensiva positive in questo momento. Stiamo andando verso una zona bianca. E ho tutte le curve in calo in tutte le province del Veneto e quindi anche la curva regionale. Bisogna portare l'attenzione e quindi portare la mascherina, però è pur vero che penso che il virus ormai si sia endemizzato, cioè sta diventando ubiquitario, è il virus che si è un po' raffreddorizzato in molti casi, nella stragrande maggioranza dei casi, e direi che oggi siamo in questa situazione. Non va trascurato che comunque dobbiamo mettere in sicurezza le fasce di età più a rischio, che sono gli over 70 e gli over 80, per i quali ancora un virus preso in assenza di vaccinazione dà ovviamente i problemi che ci sono.